Tariffa puntuale, un sistema adottato in diversi comuni del Veneto, ma che non tutti conoscono, con un unico obiettivo: pagare una bolletta in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura. Un prezzo quindi variabile, proporzionato a quanto produce ogni singolo utente, per incentivare le famiglie a fare la raccolta differenziata e soprattutto farla in modo adeguato. Un modo quindi per ridurre i costi ambientali ed economici e contemporaneamente rendere più equa una tassa che in genere si basa solo sulle dimensioni dell'immobile e sul numero di utenti, penalizzando diverse famiglie a basso reddito. Il convegno è organizzato da Confservizi per discutere di questo sistema che con gli anni si sta diffondendo nel nostro paese. Oggi è una giornata direi molto importante, si parla di tariffa puntuale, è un argomento che governa un po' tutta la stampa ovviamente di settore. È un argomento importante perché un modo di definire il servizio di igiene ambientale diciamo sartoriale, quindi la tariffa che non è più un qualcosa di generale, ma è una tariffa basata proprio sui consumi dei singoli clienti. È un argomento molto discusso, in Italia l'applicazione è abbastanza variegata. Oggi è una giornata in cui si va a discutere anche con tutti quanti i player che sono qui attorno a questo tavolo, quindi è un argomento in cui darà poi ulteriori sviluppi. Certamente non è un punto d'arrivo, è un progress di quello che poi avremo nei prossimi anni. Possono esserci diversi strumenti, lo scopo è quello di misurare la produzione dei rifiuti, diciamo anche della singola famiglia, e cercare di allineare i costi con questa produzione. In realtà la finalità ultima è quella di essere più responsabili verso l'ambiente e sui modelli di consumo, e con questo sistema si è più precisi. La tariffa puntuale è un sistema che è stato introdotto ormai da molti anni per far pagare ai cittadini la tariffa che è corrispondente alla quantità di rifiuti che viene fatta e alla qualità dei rifiuti. È un vantaggio per l'ambiente più che per i cittadini, ma è un vantaggio anche per i cittadini stessi perché poi si riesce a riutilizzare delle materie prime seconde, carta, vetro, plastica, e a sfruttare il rifiuto umido che poi viene trasformato in compost, in biogas o biometano e quindi in piena ottica di economia circolare. Dal punto di vista sostanziale dà dei risultati obiettivamente sotto gli occhi di tutti, anche in questo convegno, che dove c'è la tariffa puntuale c'è un risultato migliore sia di maggior raccolta differenziata ma anche di minor rifiuto indifferenziato pro capite, quindi al momento ne vedo solo aspetti positivi. Il negativo è che è solo su una parte dell'Italia, è centrata sul nord-est, qualcosa in Emilia Romagna, si muove in Lombardia e speriamo sulle buone notizie. Un vantaggio quindi sia per i cittadini che si ritrovano a pagare delle bollette più basse, sia per l'ambiente stesso, grazie all'aumento di materiale riciclabile. Non solo, anche i nuclei familiari più numerosi, che pagherebbero di più, hanno la possibilità di giocare sulla loro capacità di differenziare, abbassando così la propria bolletta. Ci sono degli argomenti che vanno ad analizzare un po' la diffusione in Italia, che non è certamente omogenea, e abbiamo fondamentalmente il modello del nord-est che è molto spinto sulla tariffa puntuale, altre parti d'Italia sono un po' invece più indietro. Si analizza proprio questo divide che c'è tra realtà e realtà, e quindi si vanno ad analizzare quali sono anche i modelli più efficaci dove poter applicare la tariffa puntuale, quali sono i driver per poi arrivare ad una tariffa puntuale generalizzata. Le maggiori criticità dipendono dalla complessità del territorio. Diciamo che in zone non tanto disturbate o arricchite da tante funzioni economiche questi modelli funzionano molto bene. Quando invece ci troviamo in città complesse, dense di economia, università, turismo e altre funzioni, i sistemi puntuali lasciano un po' il passo e bisogna adattarli a queste complessità, ma funzionano anche lì. La tariffa puntuale è strettamente legata a un principio di responsabilità. Se noi diciamo che la responsabilità è un bene, che ciascuno si prende il suo pezzetto di responsabilità anche individuale, essere responsabili dei suoi rifiuti non solo implica la qualità che metto fuori, ma implica la conseguenza della quantità che metto fuori. Quindi se è il mio rifiuto mi sembra giusto che io sia responsabile di far bene la raccolta ma anche di pagarne le conseguenze. È chiaro che cambiando il sistema tariffario
c'è chi, espandendo la superficie, chi ha pagato di più, ha avuto degli adeguamenti e chi ha avuto delle riduzioni. Diciamo, siamo andati incontro a un sistema più equo che rappresenta di più la produzione del rifiuto, che è fatto appunto dalle persone e dai comportamenti che poi le persone hanno in termini di raccolta differenziata. I risultati sicuramente sono buoni, però c'è da dire anche che sono buoni in territori già maturi sotto tanti punti di vista per la raccolta differenziata. La vera sfida è quella di capire come verrà accolta e che risultati darà in contesti più difficili, penso alle grandi aree urbane o le aree turistiche. Ormai nata diversi anni fa, la tariffa puntuale è stata adottata soprattutto nel nord-est, in particolare in Veneto e in Friuli, anche se ultimamente si sta espandendo in altre regioni, tra cui la Sardegna, mentre invece in altre città, come Rovigo, la tariffa puntuale copre per la prima volta il 100% del territorio provinciale. Il sistema nasce un po' di anni fa, fondamentalmente nasce in Alto Adige e poi si diffonde principalmente appunto in Veneto e in Friuli. Oggi stiamo assistendo anche ad applicazioni in altre realtà, se ne discuteva poco fa che ad esempio anche la Sardegna sta diventando una regione attiva con alcune anche realtà importanti come Cagliari, come Nuoro e quindi sono già andate avanti verso l'applicazione di questo sistema di tariffazione. È chiaro che è un qualcosa che deve essere, si devono creare anche le condizioni perché la cittadinanza possa rispondere in maniera adeguata a questo. Ecco, ci vogliono degli investimenti, quindi bisogna creare anche le condizioni ideali per lo sviluppo di questo modo diverso di concepire lo smaltimento dei rifiuti. Sì, la provincia di Rovigo, o meglio tutti i comuni della provincia di Rovigo che sono gestiti dalla società sono passati a tariffa puntuale a partire da quest'anno. Una metà era nel 23, l'altra metà si è aggiunta quest'anno qui nel 24 e quindi abbiamo la totalità della provincia, quindi 50 comuni, 230.000 abitanti, compreso il capoluogo Rovigo, che sono in tariffa puntuale corrispettiva. È anche un piccolo record perché è la prima provincia in Italia che ha la totalità degli abitanti in tariffa corrispettiva con un modello unico, una tariffa unica per tutti i comuni, per tutti i cittadini soprattutto, quindi senza differenze tra comune e comune. Un sistema importante per ridurre la quantità di materiale non riciclabile nel territorio. Tra gli obiettivi, inoltre, c'è prima di tutto arrivare al risultato indicato dall'Unione Europea, cioè riciclare il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, migliorare la qualità dei materiali differenziati a livello locale, ma anche introdurre nei comuni un meccanismo di premialità, in cui il cittadino viene premiato se aumenta la quantità di rifiuti che differenzia. Prossimo passo, creare maggiore consapevolezza, entrando anche nelle scuole, anche se i più giovani spesso si dimostrano i più attenti al rispetto dell'ambiente. Non mancano ovviamente le difficoltà, soprattutto quando si tratta di grandi province, in cui il turismo è particolarmente presente. Certamente l'obiettivo è quello di stabilizzare il sistema che è appena partito, quindi andare a migliorarlo, andare a fare tutta una serie di azioni che puntano sulla qualità del servizio reso ai cittadini e di confermare il modello tariffario che è stato preso. Siamo anche in un momento di cambio, diciamo, della governance politica, sono state le elezioni e quindi sarà importante che i nuovi amministratori che arriveranno da qui a breve anche nel territorio si confrontino con questo sistema e decidendo assieme chi l'ha gestito adesso, i sindaci soprattutto, vadano anche magari a perfezionare alcuni elementi che sono tipici di un sistema nuovo che vanno un po' perfezionati, ma dal mio punto di vista il sistema è assolutamente utile e interessante soprattutto per raggiungere gli obiettivi di riciclo che ci dà la Comunità Europea e ci dà il legislatore anche regionale con il piano regionale. Nudge, che è una nuova corrente diciamo, di tipo metodologico sul coinvolgimento dei cittadini, anche far sapere ai cittadini, hanno visto quanti sono i rifiuti che vengono prodotti dalla propria famiglia, già cambia il comportamento, oppure confrontare il proprio risultato con quello del quartiere vicino può stimolare, questo si chiama nudge, proprio la spinta gentile verso il cambiamento. Informazione, oltre all'informazione appunto i sistemi di raccolta, quando tu hai davanti un cassonetto stradale sporco con della roba fuori, difficilmente si fa la raccolta differenziata.
Ecco, questa è la conoscenza, quindi il rapporto stretto con i cittadini è fondamentale, non è un servizio come gli altri, tipo la corrente, abbasso o alzo il contatore. Qui sono io che metto il materiale dentro, non è che ricevo acqua o ricevo energia, sono io che metto qualcosa fuori, quindi è il primo attore di questo sistema è il cittadino, quindi va coinvolto. Noi come associazione nazionale ovviamente abbiamo una grossa attenzione a questa tematica e da sempre abbiamo sviluppato anche i nostri posizionamenti e proposte su come portare avanti questa tariffa e su quelle che sono delle parole chiave che dovrebbero essere seguite nella pianificazione della messa in atto di questo metodo tariffario. Riteniamo che una cosa importante sia appunto dare un modello anche diverso rispetto alla tariffa puntuale to cure, ma pensare a qualcosa che possa essere messo all'incontrario, cioè non come dire, penalizzare i comportamenti non virtuosi, ma invece incentivare quelli virtuosi. Il principale è costringere i cittadini a pagare di più quando viene prodotto il rifiuto secco residuo e non indirettamente, come dicevo già prima, incrementare la raccolta differenziata, che però deve essere più di qualità possibile. Quindi noi come gestori ci dobbiamo comunque impegnare per fare maggior comunicazione e formazione nelle scuole in particolare, perché i ragazzi sono quelli più sensibili, ma anche nelle famiglie e nelle utenze non domestiche che producono comunque anche una parte importante di rifiuto. Un convegno importante, spiega Confservizi, per analizzare le criticità di questo sistema e cercare delle soluzioni. Diffusione, risultati ambientali e modelli già utilizzati, il punto di vista delle utilities e la pianificazione di nuovi modelli applicabili nel futuro. Questi i temi principali affrontati durante la giornata. E l'obiettivo resta solo uno: ridurre i rifiuti non riciclabili e insieme ad essi quindi anche l'inquinamento e dare maggiore spazio al riciclo in vista di un futuro non troppo lontano che sia più sostenibile.